Benvenuti. Benvenuta architetta, Benvenuto, architetto. benvenuto architetto Iacomoni. Allora, invecchiare bene sarà una priorità, proprio perché abbiamo sentito la vita si allunga, ma anche perché l'anziano può essere concepito anche come una risorsa, mica solo come un problema. Ed è tanto più una risorsa in una città dove è possibile fare comunità, dove è possibile favorire le relazioni. Ecco, abbiamo una legge quadro sulla rigenerazione urbana di cui però l'Italia deve ancora dotarsi. Ma in che modo, architetta Buzzacchi, la città diventa più sostenibile e vivibile? Quali sono i criteri che dovrebbero rispondere a una progettazione in questo senso? E noi diciamo che come cultura della città rispetto ad altri paesi siamo un po' arretrati. Allora, questo secolo è detto il secolo delle città, perché in prospettiva la prospettiva e le analisi ci dicono che la gente tenderà sempre più a concentrarsi nelle città. Noi come Italia abbiamo una realtà di città medio-piccole anche, nel Veneto poi abbiamo una realtà di territorio diffuso, ma il discorso non cambia. Sì, in realtà il tema della città, noi abbiamo delle città che derivano da un'urbanistica che ha una legge del 42, una legge di espansione delle città. Oggi le città ormai sono state costruite per zone funzionali e abbiamo una carenza di organizzazione dei servizi. Abbiamo delle aree destinate ai servizi, delle aree destinate al lavoro, delle aree destinate all'abitazione, le aree centrali che sono andate spopolandosi. Quindi il modello che come Consiglio nazionale noi sul quale stiamo lavorando è la città di prossimità. Riorganizza anche in vista della lotta ai cambiamenti climatici, riorganizzare la città su una prossimità di servizi, di spazi comuni, di spazi di relazione in cui la gente possa vivere e riconoscersi nella sua quotidianità, quindi ridurre la mobilità, accorciare i percorsi che quotidianamente si compiono e quindi creare anche un modo per mantenere un'intergenerazionalità nei centri oggi le categorie deboli vengono espulse dai centri, espulse, allontanate e vanno nelle periferie. L'accessibilità dei alloggi, accessibilità anche come costi e non solo fisica. A proposito di far interagire relazioni e generazioni diverse, lo sentivamo anche prima, lei se ne è occupato come direttore del centro di ricerca Focus alla Sapienza, che si occupa del paesaggio, della rivitalizzazione dei piccoli centri, e ci sono degli interessanti esempi di abitazioni intergenerazionali. No? Abbiamo, credo, un primo esempio di co-housing in Italia da illustrare, se può far azionare il telecomando. Eccolo qui, lo vediamo subito. Ce ne parla, architetto? Allora, intanto grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito che ho colto con molto piacere perché da un po' di anni mi occupo di questo lavoro, non solo come direttore del centro di ricerca, ma anche come architetto, ricercatore e docente universitario. Ma intanto concordo sul fatto che è necessario rivedere alcune politiche anche abitative, urbane, abitative. Siamo ormai oltre la metà degli abitanti all'interno della città, quindi anche la condizione degli anziani sarà sempre più all'interno della città e questo credo che sia un aspetto positivo perché le strutture per anziani sono vari modelli, in alcuni casi sono state anche isolate all'interno del territorio. Vediamo alcuni degli esempi che sono anche riportati all'interno del libro, sono circa 300 esempi a livello europeo che sono stati studiati. In Italia, ritorniamo alla risposta alla sua domanda, ho avuto occasione di vedere anche esempi interessanti, anche in città più grandi, capoluoghi rispetto non solo ai centri minori di cui ha parlato lei, Parma, Venezia, Genova ed altri. Ad esempio qui sono riportati alcuni esempi di piccole città di Arezzo, Loro sul Fenna, con co-housing interessante, sia nuovi edifici che ristrutturazioni di palazzi per dotare poi di nuovi alloggi
pubblici gli anziani. Architetto Puzzacchi, tornerei da lei parlando del problema abitativo. Abbiamo sentito prima 20% di abitazioni vuote in Veneto. E c'è il piano casa in Italia, mi pare che il governo si sia concentrato sulle giovani coppie, ma voi della CNAP avete già chiesto che si tenga appunto conto degli anziani. Che tipo di soluzioni proponete voi anche in considerazione di queste abitazioni vuote che ci sono e che tipo di partenariato si potrebbe creare anche per favorire nuove formule abitative? Allora, è stato anticipato dal governo che è urgente provvedere a un piano casa che però ha stanziato 660 milioni, 220 per anno, a partire dal 27, 28 e 29, quindi diciamo che non stiamo affrontando il tema del piano casa. Avevamo una politica di edilizia pubblica e di edilizia sociale molto efficace, molto efficiente, ma negli anni 90, e oggi diciamo che questi ultimi 20 anni non ci siamo occupati della politica della casa. Quindi il tema vero è quello di intanto difendere, riusare e adeguare il patrimonio costruito esistente, perché noi abbiamo tanto patrimonio costruito, abbiamo soprattutto, e questi sono dati della Confindustria, abbiamo case dove non c'è lavoro e abbiamo lavoro dove non ci sono case. Sto schematizzando, però laddove c'è domanda di lavoro non abbiamo i finanziamenti, gli investimenti per adeguare l'edilizia e renderla economicamente accessibile. Quindi ci sono poi finanziamenti europei, dovremmo approfittare anche dei cambiamenti climatici. La lotta ai cambiamenti climatici, secondo le normative europee, sta imponendoci di riorganizzare le nostre case, il nostro patrimonio edilizio e adeguarlo, recuperarlo e adeguarlo e rendere sostenibile il nostro patrimonio. È un'ottima occasione per investire, creare dei fondi, utilizzare i fondi europei, creare delle forme di partenariato pubblico-privato e laddove si interviene riservare e creare delle agevolazioni fiscali o dei finanziamenti che possano sostenere anche delle quote però integrate di edilizia sociale. Quindi imporle in un certo senso, perché per come siamo messi... Decidere un modello che attraverso finanziamenti pubblici, ma il finanziamento pubblico deve fare da volano e usare anche il vantaggio che deve giustamente avere l'impresa privata, ma il partenariato pubblico-privato attraverso accordi pubblici, attraverso una politica urbana e una politica anche sostenibile rispetto agli interventi che dobbiamo fare nel nostro territorio, può arrivare a ricreare quella mixité nelle zone urbane, creando una mixité intergenerazionale, economica e rifavia. Noi abbiamo, poi chiudo, il modello dei nostri centri storici era un modello di questo tipo, aveva servizi vicini, era intergenerazionale, era economicamente in cosa. Abbiamo un modello, però è chiaro che va adeguato, però quel modello non tutte le nazioni ce l'hanno. E anche, noi dovremmo in molti centri d'Italia soffre purtroppo. E in più abbiamo del patrimonio che non possiamo certo toccare, demolire, ma che dobbiamo recuperare. Per quanto riguarda i progetti che si sono fatti all'estero, dicevamo prima, ispiriamoci anche ai buoni modelli che ci sono in giro. Nel suo libro Architettura per anziani ha raccolto più di 300 esempi. C'è qualche bell'esempio da portarci di architettura dove si vive bene all'estero, un'architettura per residenze per anziani che sono un modello? Ci può far vedere qualcosa? Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Intanto se comincia a parlarne, eccolo qui. In primo luogo vorrei collegarmi all'aspetto che è stato descritto anche dalla collega sul tema del recupero, no? In primo luogo credo che la miglior residenzialità per gli anziani sia la propria abitazione, e questo lo sappiamo. Con l'evoluzione dei tempi però c'è una necessità anche di
migliorare le proprie abitazioni, recuperarle. A volte c'è anche una problematica non solo economica ma anche altri tipi di aspetto. Sì, 8 su 10 tra l'altro sono proprietari della propria abitazione. In Italia poi abbiamo anche questo. E bisognerebbe anche parlare non abbiamo il tempo, ma anche di quel famoso modo di progettare design for all, che dove stanno bene gli anziani stanno bene tutti, no? Sì. Ecco. No, ma ci sono anche dei casi di aiuto agli anziani proprio in questo settore, sono anche indicati nel libro. Ad esempio in Toscana alcuni comuni hanno proprio dato i propri uffici tecnici messi a disposizione degli anziani per trovare le migliorie da fare all'interno della propria abitazione. Una coprogettazione con gli anziani. Pubblica. Bellissimo. Pubblica, fatta con gli uffici tecnici del comune. Quindi una bella questo forma di risolve partenariato al di là del finanziamento. Come architetti, diciamo, risolve anche il problema comunque economico nei confronti degli anziani. Altri aspetti che mi ha chiesto ne ho trovati in Europa ma anche in Italia molto, molto interessanti. Cosa hanno di particolare dal questi punto di vista, come ci muoviamo in Europa, le tipologie sono varie, sono edifici a blocco, tipologie in cui ci sono spazi comuni, ci sono residenze e appartamenti privati per anziani con vari servizi. Possiamo vedere questo in Olanda, ma ne possiamo vedere anche molti altri. L'atteggiamento europeo è molto diverso, ecco, l'atteggiamento europeo è molto diverso da nazione a nazione, è stato detto prima del Nord Europa, l'esempio della Germania o della Francia e anche quello dell'Italia sono chiaramente molto diversi. In alcuni casi si tende anche a creare alloggi con una grande qualità architettonica, una grande qualità anche funzionale, grandi servizi come vedete in questa foto all'interno, ma all'interno di un bellissimo paesaggio, ma con meno caratteristiche rispetto a quelle che dicevamo anche prima, con una minor mixité, un minor rapporto anche con la città. Tornando alla prima domanda, io mi ritrovo di più ad un riuso o comunque un inserimento anche di nuove architetture all'interno della città, dove si può creare quella mixité che era una caratteristica, come già detto. Questi sono esempi di residenze per anziani autosufficienti. Sì. Abbiamo anche esempi di RSA, mi pare. Ecco, questa che RSA è? Sì, questa è un RSA in Toscana, che anche in questo caso gli esempi che vedete, lo studio è stato fatto sotto vari punti, studiando vari aspetti, quello funzionale, quello tipologico, quello del servizio, quello della socialità, quello della cura, ma anche quello delle architetture. Difatti il libro ha come titolo Architetture per anziani. È un settore molto importante in cui dobbiamo mettere anche e ritrovare una qualità dell'architettura, non solo una qualità chiaramente estetica, ma anche una qualità architettonica e tipologica. Sul tema dell'RSA ne possiamo parlare molto, sono molto variate, questo libro è uscito ormai un po' di anni fa, più di 10 anni fa, e sarebbe anche interessante rinnovarlo perché, come è stato detto anche prima da Monsignore, sono state molte evoluzioni sul tema dell'RSA. In che modo queste strutture si distinguono per favorire per esempio le relazioni? Perché sono innovative? Sono innovative se parliamo dell'RSA, ma se parliamo anche dell'RA o di altre residenze, sono innovative perché non sono più solamente dei luoghi di cura, ma sono dei luoghi in cui viene riportata la socializzazione, non solo per l'autosufficiente ma anche per il non autosufficiente. È importante inserire all'interno di questi luoghi spazi di comunità, spazi che accolgono vari servizi. Abbiamo degli esempi qui anche nel Vicentino di case per anziani con asili vicini, per esempio, non so, anche questo è un bel modello. Sì, ma possono contenere anche all'interno dei servizi. Ci sono degli esempi riportati nel libro di strutture che hanno dei laboratori all'interno, gli anziani possono continuare all'interno della struttura a fare il proprio lavoro come hobby e vendendo poi anche i prodotti artigianali all'esterno oppure donandoli, oppure anche servizi di altro tipo sportivi o anche pet therapy o altri. Bene, abbiamo praticamente esaurito il nostro tempo a disposizione. Ringrazio l'architetta Buzzacchi e l'architetto Iacomoni per il loro contributo per la nuova architettura per anziani, che sarà sicuramente un tema centrale dei prossimi anni. Grazie a voi.